Buona giornata, benvenuti, eccoci all'appuntamento con lo spazio dedicato allo sport e allora come di consuetudine sulla nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com potete trovare tutte le nostre interviste, i nostri servizi, i nostri reportage in modalità on demand. Chi invece ancora ama seguire la tv digitale terrestre, canale 95 per quanto riguarda l'emittente del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24, canale 95, lo ripeto, 19:40 ogni sera in seconda serata e poi nella mattinata la prima replica per quanto riguarda il nostro programma. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie per oggi. Un mondiale di rugby in Giappone che fortunatamente si colora di azzurro, insomma in campo la nazionale italiana contro Canada ha giocato una buona partita e adesso la testa è già al prossimo appuntamento che sarà molto duro contro Sudafrica il 4 di ottobre. Intanto la Gazzetta dello Sport, non sappiamo se polemicamente oppure per sottolineare quest'oggi, l'articolo ha un titolo che dice che su 15 giocatori 7 sono nati all'estero. E adesso da un mondiale all'europeo, l'europeo di volley maschile che nonostante l'eliminazione dell'Italia continua chiaramente e c'è la prima semifinale che si disputa oggi a Lubiana alle 20:30 tra Slovenia e Polonia, mentre domani la seconda semifinale a Parigi alle 20:45 tra la Francia che ha eliminato l'Italia e la Serbia. Andiamo a parlare di calcio perché si è giocato anche ieri sera in questo turno cosiddetto a spezzatino e allora a Roma Atalanta sorpresissima batte Roma 2-0, Fiorentina batte Sampdoria 2-1 con il ritorno alla vittoria della Fiorentina e soprattutto il ritorno alla vittoria del tecnico Montella, Genoa-Bologna 0-0, l'Inter batte la Lazio per 1-0 e si conferma in vetta alla classifica, stacca perché c'è stata la sconfitta a sorpresissima al San Paolo di Napoli del Cagliari per 1-0. Parma batte Sassuolo 1-0 a Ferrara, Lecce batte Spal 3-1. Questa sera tocca al derby, chiamiamolo così, Torino-Milan, è un derby tra due panchine che cominciano a non essere più salde e solide, soprattutto quella di Giampaolo. Andiamo a vedere in Serie B per quanto riguarda le Venete che hanno giocato sempre ieri, Salernitana-Chievo, partita che si è conclusa 1-1 e poi il Trapani ha pareggiato in casa con la Cremonese per 0-0. Serie B femminile c'è il Permac Vittorio Veneto, lo ricordiamo che è la capolista di questa categoria, attende in casa al Barison di Vittorio Veneto il Perugia domenica prossima. La Serie C invece vede la Triestina al Nereo Rocco, una Triestina ancora senza allenatore dopo l'esonero di Pavanel. La Triestina torna al successo, arriva al successo dopo alcuni KO interni, vince contro l'Arzignano battendolo per 3-0. La Nerossi Vicenza Vispesaro 0-0, Imolese Virtus Verona 1-3, passa il Verona e il Padova si conferma capolista e conferma il buon momento e la fuga che sta facendo in questo campionato, vince contro il Cesena per 1-0. Serie D per la Coppa Italia, si giocava la Coppa Italia ieri nel turno infrasettimanale, il Montebelluna esce ai rigori contro il Feltre di Andreolla, esce ai rigori anche il Mestre contro la formazione guidata da Tiozzo, e cioè l'Adriese. Anche quest'anno il nostro campionato sarà quello di riferimento, e cioè quello di eccellenza, lo seguiremo particolarmente con le nostre telecronache. Vi ricordo che in onda potete trovare sui canali di Veneto Globe, YouTube e Facebook, potrete trovare la partita che abbiamo seguito per voi domenica scorsa, e cioè quella tra l'Eclisse Careni Pievigina e lo Spinea, terminata con la vittoria dello Spinea. In eccellenza, intanto, a proposito di Eclisse Careni Pievigina, quarta giornata che vede un anticipo, non si giocherà domenica, ma al D'Agostin si giocherà sabato pomeriggio alle ore 16 contro il Montello.
Terza giornata invece in promozione Girone D che vede soltanto grandi chiacchiere e grandi discussioni sul momentaccio del Treviso, un Treviso che doveva ammazzare fin da subito il campionato, invece si vede in mezzo alla classifica a 4 punti, deve rincorrere l'Opitergina che ha preso il largo. Intanto ieri sera il consorzio degli sponsor, che sono arrivati a 50, ha organizzato un simpatico, chiamiamolo tour, per mostrare le condizioni di salute dello stadio Tenni di Treviso. E in effetti domenica, ecco qui le immagini che vediamo, vedete il presidente Sandri e la dirigenza che ha voluto illustrare a tutti coloro che hanno e stanno dando una mano al Treviso, consorziati appunto con le loro ditte, hanno voluto essere partecipi. Vedete che il manto erboso è molto molto bello, ma soprattutto sono stati ripuliti e puliti tutti i seggiolini dello stadio che erano in condizioni penose dal guano dei piccioni che erano abbondanti. C'è stata anche una, diciamo tra virgolette, una lotta insomma contro i piccioni per restituire la pulizia e per restituire la tranquillità a coloro che saranno i tifosi che siederanno sui seggiolini del Tenni. Insomma tutto è pronto perché domenica il Treviso ritorna al Tenni. Adesso parliamo di basket perché sempre a Treviso questa sera monumenti colorati di blu in queste serate proprio per significare che la formazione di Menetti è arrivata alla massima serie, è arrivata in Serie 1, un campionato che è iniziato, è un campionato che inizia questa sera, doveva essere l'inizio ieri sera ma per esigenze televisive questa sera in campo contro la difficilissima Milano Armani Jeans. E allora sentiamo Menetti, alcuni stralci della conferenza di presentazione prepartita, appunto sempre ogni settimana è così, con Menetti che ci racconta la partita che sarà. Beh sì, innanzitutto buonasera a tutti, si alza il sipario sul nostro campionato, con credo il più importante degli ospiti, perché l'Olimpia è la regina del nostro campionato, per il fatto stesso dei titoli, per quello che è l'Olimpia stessa e soprattutto perché è la nostra rappresentante in Europa nell'Eurolega. In più, naturalmente, e questo lo dico sia da collega che naturalmente da appassionato, teniamo anche a battesimo il ritorno del grande Ettore Messina nel basket italiano. Tra l'altro è anche bello che riparte da dove aveva lasciato, qui che se non sbaglio nel 2005. Tra l'altro poi scorrendo il fatto del 2005, se fosse andato via anche un anno prima, proprio in quel 2005 con la mia Reggio Emilia, io ero vice allenatore e perdemmo la finale di Coppa Italia. Quindi insomma, diciamo così, la prima è una grandissima prima per l'avversario e per quello che avevo detto. Naturalmente c'è grande emozione, la grande emozione dell'arrivo di TVB in Serie A e del rientro di Treviso nel basket che conta. Tutto questo naturalmente all'interno di una partita di pallacanestro, ed è questo su cui noi dovremmo concentrarci e soprattutto avere la forza di avere la giusta preoccupazione di mantenere soprattutto alta l'intensità e quella che è la concentrazione, ma per il resto grande entusiasmo. E questo grande entusiasmo, questa grande carica e soprattutto questa ancora voglia di costruire una grande empatia con il nostro pubblico ci deve far sognare. Ricordate che in qualche occasione l'ho detto, queste sono le sere, le notti prima delle serate dove tu pensi che possa essere una serata magica. Ecco, naturalmente lo dico molto timidamente e sperando che questa cosa non possa ritorcersi contro di noi, ma naturalmente se c'è un momento dove incontrare queste grandi squadre è assolutamente l'inizio, per tutta una serie di motivi, anche perché Milano parte con un ciclo nuovo e quindi questo, se c'è un momento dove uno eventualmente poteva scegliere un'occasione, deve essere questa. Quindi dobbiamo assolutamente avere questa forza di sognare una notte magica, di sognarla tutti insieme e soprattutto è quello che tutti ciclicamente, dal presidente a, l'ho detto anch'io all'inizio.
E tutti si augurano insomma una serata magica per quanto riguarda la TVB. Intanto il campionato, lo ricordiamo, è già iniziato l'altro giorno con la Fortitudo Bologna che ha vinto a Pesaro per 80-72. Ieri sera ancora 3 gare, Trento batte Pistoia 88-75, 7-5, Virtus Bologna batte Roma 74-67, 6-7, Brescia Reggio Emilia 90-82. Stasera, oltre a Treviso, c'è anche Venezia che va in campo, l'Umana Reyer Venezia affronta Trieste. Andiamo in A2 femminile dove il Ponzano, lo ricordiamo, sarà al via il 28 settembre, sabato in casa contro Bolzano, un Ponzano che ha ottenuto, qui lo vedete con il presidente Casarin dell'Umana Reyer Venezia, la collaborazione con la squadra femminile dell'Umana. In Serie B maschile invece la Ruker Sand che seguiremo ogni sabato in diretta casalinga, streaming sul www.venetoglobe.com. Vi ricordo che farà il suo esordio in casa al Palasystem di Saccondi San Mennemiano contro Vigevano proprio questo sabato alle 20:30. Un appuntamento tra i più interessanti perché il Vigevano è data come una delle favorite del campionato. Il campionato invece di pallavolo, attendendo l'Imoco Volley Conegliano, si attende anche per il maschile la partenza dell'A3 di pallavolo per la Motta di Livenza che andrà ad iniziare il 20 ottobre in trasferta a Torino, la prima poi in casa il 27 ottobre contro Bolzano. Un altro campionato che prende il via è quello del Pro 14, è un campionato per così dire mondiale, inizierà un pochino in ritardo visti i mondiali per l'appunto, i mondiali che si stanno disputando in Giappone, il via il 28 settembre, cioè sabato questo, con i campioni tra l'altro del Leinster che scenderanno a Monigo a partire dalle 18:15 per affrontare i Leoni Biancoverdi. Vi ricordo che i Leoni Biancoverdi intanto hanno salutato in queste ore, in questa giornata, la firma ed il rinnovo di coach Crowley, di cui vediamo una clip realizzata dall'equipe di Ben TV. The club is working in the right direction. We are building a good culture. Oh, very happy to be here. Because I believe in this project. E questo è il marchio che conclude questa firma e questa stretta di mano tra Crowley e la massima dirigenza appunto del Benetton. Crowley ha firmato e ha allungato il suo contratto dal 2016 che è a Treviso. Bene, arriva in una giornata in cui finalmente la nazionale italiana insomma ha giocato bene, ha vinto e quindi poi ha portato a casa una partita importante vincendo 43-7 e quindi diciamo che insomma i colori azzurri si sono fatti conoscere e rispettare in quel del Giappone. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, buona giornata.